Non si ferma la mobilitazione del Nuorese per avere una rete ferroviaria degna di una nazione moderna. Il presidente della Confindustria della Sardegna Centrale, Giovanni Bitti, ha scritto al presidente della regione Cristian Solinas, all'amministratrice delegata di RFI Vera Fiorani e ai consiglieri regionali e parlamentari del territorio per avere aggiornamenti sullo stato di avanzamento del progetto del tratto di ferrovia Macomer-Nuoro-Olbia. Sosteniamo da diverso tempo la realizzazione di una linea ferroviaria efficiente e moderna che colleghi Nuoro al resto del territorio regionale. Il progetto, appoggiato con forza da cittadini e imprese, può contribuire a superare alcuni dei gravi divari infrastrutturali che penalizzano il nostro territorio, scrive il presidente Bitti. Restiamo infatti nel 2022 l'unico capoluogo di provincia a essere dotato di un binario unico a scartamento ridotto. E questo è un progetto strategico largamente condiviso da tutto il territorio, di cui dibattiamo da diversi anni senza però ancora risolvere quello che è il nodo della questione, spiega Bitti. Per sbrogliare la matassa bisogna fare chiarezza su un punto. È fondamentale sapere infatti se la Regione abbia formalizzato o meno la volontà di cedere a FRI, Rete Ferroviaria Italiana, la bretella Borore Macomer Nuoro di proprietà di Asti. D'altra parte consideriamo utile sapere se RFI abbia interesse a prendere in carico questa tratta, condizione essenziale per la riqualificazione e l'ampliamento della linea ferroviaria nel Nuorese, a valere sulle risorse del PNRR o su altre linee di finanziamento. Alla luce di questo, conclude il presidente Bitti, è utile sapere quale sia stato l'esito di queste interlocuzioni. Ritengo che il territorio abbia diritto di avere chiarezza in merito, altrimenti continueremo a parlarci addosso senza poi arrivare a risultati concreti, come accade per la maggior parte dei dossier strategici che riguardano questo territorio.